La notizia nuova è che Alessandro Bonaffini sta meglio, molto meglio, e potrebbe a questo punto bruciare le tappe e scendere nuovamente in campo prima dei 6 mesi come era stato pronosticato. Una grande forza di volontà del giocatore che non si è mai abbattuto dopo il grave infortunio al crociato del ginocchio. Piano piano Alessandro ha svolto e continua a svolgere la rieducazione, migliorando giorno dopo giorno. Non è da escludere di poterlo vedere già in campo a fine aprile. Sarebbe una sorta di miracolo, ma il merito va condiviso anche con lo staff medico che lo ha operato. Bonaffini si è aggregato già al gruppo dopo aver superato a pieni voti un altro esame a Cosenza. Per il momento soltanto lavoro differenziato, ma già essere tornato con i compagni è motivo di grande soddisfazione. E l'Acragas ha cominciato a preparare la sfida del Dino Liotta contro il Licata di domenica prossima, un derby che si preannuncia senza esclusione di colpi, anche perché tutte e due le squadre hanno motivi validi per superarsi. Il pareggio non servirebbe a nessuna delle due contendenti. A Licata in particolare 3 punti servirebbero per tenere accesa la speranza di riuscire ad agguantare play-out. Più facile a dirlo che a realizzarlo questo sogno. I punti di distacco dal rende sono 12 e mancano alla fine appena 8 giornate. Pur vincendole tutte, non si avrebbe la speranza di salvare la categoria. Infine, 2 paroline anche per Nicola Arena, che è tornato ad Agrigento un tantino triste per l'aggressione subita domenica scorsa, ma al contempo rincuorato dopo le decine e decine di attestati di stima da parte della maggioranza del popolo biancazzurro. Ricordiamo a proposito di derby che domenica a Liotta non potranno assistere alla partita i residenti nella città dei templi. Dal calcio alla pallacanestro, questo mese di marzo potrebbe rimanere indelebile nella mente dei tifosi e appassionati della Fortitudo. Per la prima volta nella storia la squadra agrigentina potrebbe ottenere la promozione in Lega Gold, la Exa 2. Mancano appena 2 vittorie ai biancazzurri di Franco Ciani che già domenica potrebbero respirare sempre più aria di promozione. A Palo Empedocle arriva il Ravenna, squadra sicuramente da tenere d'occhio ma alla portata dei biancazzurri che domenica prossima, 24 marzo, saranno di scena poi a Roseto. Giorno quindi di attesa in casa Fortitudo con la consapevolezza, facendo tutti gli scongiuri di questo mondo, che il salto di categoria è proprio scontato.